Ciao amici, bentornati nel salottino delle Miss. Siamo sempre a Villa Sambuco e volevo ricordarvi che proprio da questo salottino ogni sera in diretta alle 20 sui nostri social presenteremo 8 concorrenti che parteciperanno alla finalissima del 13 settembre a Cavendra Mincalergi sul Canal Grande a Venezia. Eh sì, una di loro coronerà il proprio sogno e diventerà la nuova Miss Venice Beach. Finché c'è un obiettivo a cui puntare, nulla è impossibile. E pensate che il vostro obiettivo sia proprio quello di stare su un palco a parlare, ballare, presentare con migliaia di persone che vi stanno a seguire. Eh sì, con noi di Miss Venice Beach questo può accadere. E sapete come si fa ad essere pronti per affrontare un palco così? Ce lo insegna nel corso di fitness e coreografia la nostra coach Sara Giurin, ballerina, coreografa e anche istruttrice certificata. Andiamo a vedere che cosa ha preparato per noi. Allora, ben arrivati di nuovo con Miss Venice Beach, altro appuntamento, altro corso, altra coach. Lei è la coach di coreografia, di danza, di sport, di fitness. Sara, ma quante cavolo ne fai? Troppo. Anche troppo, bene, quindi ragazze, io ve la lascio, la vedo davvero molto agguerrita, perché dobbiamo preparare la sigla che vi vedrà le protagoniste per la finalissima Palazzo Cavendra Mincalergi venerdì sera per la finalissima. Quindi in bocca al lupo a tutti. Sara, a te le ragazze! Complimenti, giornate intense quelle del reality e dell'Academy. Ecco perché ci serve un po' di relax e un po' di svago. Sapete dove siamo andate? Siamo andate a divertirci. Direzione Treviso, Habanero. Guardate un po'. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1 y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1 y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando a Dios para repetirlo otra vez. Quédate que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo.